Lei aveva fatto una scuola tecnica? No, la faccenda bastava fare la domanda. Finito le scuole, ho fatto subito il libretto di lavoro, finito le scuole. Praticamente a 13 anni si aveva già il libretto per andare a lavorare. Si faceva la domanda e si notava la direzione della Piaggio. La Piaggio gli era in espansione per via sintomi di guerra e via di seguito e ci prendeva. Se non era la Piaggio, gli era l'indotto, sempre col nome Piaggio, a lavorare in tutte le officine intorno che lavoravano tutte per la Piaggio. E lei in particolare cosa faceva dentro l'officina? Io mi hanno messo subito al banco dell'aggiustaggio a limare dei pezzi e poi dopo, quando sono venuto via militare, e montavo la scatola che comanda la mitragliatrice che spara attraverso l'elica. Arrivava la scatola dalla fonderia, passava prima a noi al nostro banco, si ripuliva tutte le sbavature, una cosa all'altra, e poi passava tornitura, fresatura, tutti quei lavori là. Ritornava a noi si metteva le bronzine, ritornava attraverso sempre le bolle, tutto scritto, controlli eccezionali. C'erano sempre gli operai addetti ai controlli, con i cordisegno venivano a controllare se il lavoro era seguito come si deve. E passava alle macchine e poi ritornava a noi. E noi una volta finito si faceva il montaggio completo. Ecco, praticamente lei era operaio specializzato oppure aveva un nome specifico? Specializzato, era operaio. Una volta non si guardava la specializzazione, sai fare questo e fai questo e basta. E nessuno, una volta che andava su quel banco, non cambiavano, perciò diventava specializzato a fare quel pezzo. Quanti eravate complessivamente nella Piaggio a lavorare? Nella piazza erano 3.000 persone, lavoravano continuamente, mai fermarsi, in 3 turni, sempre il lavoro continuo. Ed era una zona, si potrebbe dire ricca perché c'era lavoro. Dalla guerra in Spagna in poi, Pontedera è sempre aumentata, perché faceva roba post-bellica. Poi dopo... Era una paga anche buona rispetto alla media? Sì. Infatti io quando sono venuto via, mi è arrivata la cartolina a presentarmi a far soldato, si lavorava 12 ore al giorno a Cottimo e andavo a prendere 400 lire al mese. Ed era una signora paga, altra storia. Lei del 23, quindi è allo scoppio della guerra che è partito, che l'hanno chiamato come militare? Sì, io sono partito dopo, perché l'aviazione è partita con l'ultimo scaglione. Se no il 23 è andata a finire anche in Russia. Con Pontedera e la Piaggio. Ha detto dalla guerra di Spagna in poi, qual era la produzione specializzata, diciamo, di questa... Motori di aereo. In particolare che tipo di aerei, che tipo di motori? Tipo di motori, sono motori stellari, licenza francese, Jupiter, ma poi modificati, una volta scaduto il brevetto, tutti modificati, da 6 cilindri, 8 cilindri e poi dai motori 12 cilindri. E dove venivano messi questi motori montati? Su che apparecchi? E venivano montati su CR42 e 6 cilindri. E 12 cilindri veniva montato sui quadrimotori. I 6 cilindri invece
ne stati fatti quando c'era la guerra in Etiopia. Allora i nostri trimotori, perché in Italia avevano una maniera di trimotori, il motore centrale è più grosso, è più potente, e i motori laterali sotto le ali erano un po' meno potenti. E allora i 6 cilindri andava sulle ali e il centrale era l'8 cilindri. Ah, si lavorava tutto spiano? Continuamente, e 3 turni sempre. Era una disciplina abbastanza severa dentro? No, la disciplina si dà dallo stesso, l'operaio stesso cerca di fare il possibile per prendere il cottimo. Bisognava, non poteva mandare via un pezzo così, bisognava che fosse tutto a posto, perché il controllo diceva no, questo non va, lo rifai. E veniva con un po' di segni, con micrometri. Era un bel lavoro, diciamo. Sì, era una bella officina, peccato dopo ha bombardato, ha disfatto tutto. E poi è riuscita a riprendersi. È stata bombardata da quando c'era la linea... Figliolo Ah, era lì lei? là. Come mai era lì? Hanno disfatto 3 o 4 sezioni e tutto. Cioè, era militare lì in quella zona? No, ero ancora borghese prima della leva. Ah, è stata bombardata dagli alleati? Sì, ha fatto presto a sistemarlo. Ah, si può dire all'inizio della guerra, insomma? Sì, all'inizio della guerra. Hanno individuato la... che era l'estensione grande, capannoni. In che anno era che è stata colpita? Nel 42. Nel 42. Erano inglesi, americani, cos'erano? Aerei inglesi, americani? Ah, era tutto un misto, non si poteva sapere. E quindi l'hanno proprio materialmente fatta fuori e distrutta? Fatto fuori tutto, no, perché una volta bombardamento, via tutte le macchine e tutto, è andato tutto nei paesetti, nelle case, nelle stalle, il lavoro si è sparso fuori. Ah, ha continuato a produrre? Sempre, fino all'ultimo giorno. Fino all'ultimo giorno. È stato decentrato il lavoro Per forza. per continuare. Per forza. Per esempio, appena fatti li portavano via con i motori. Uno è sprofondato lì e per tirarlo fuori ci hanno messo tutto. Un altro è figliolo di Mussolini, ci è morto a Pisa, sul decollo. No, avevano una pratica bestioni simili. Ma con cosa andavano via? Avevate una pista di decollo? E uno è sprofondato proprio? Ah, ma è sprofondato? Perché la pista non c'era in cemento. Sì. Vabbè, aveva le ruote larghe così, ma il peso è enorme, era grossi. È un quadrimotore questo che è sprofondato? Qua di motori erano grossi. Una volta che è piovuto è uscito fuori, si è andato fino al mozzo per tirarlo fuori. Non c'era miele macchine come c'è adesso. Comunque alla fine siete riusciti a tirarlo? Sì, per amor di Dio. E poi ha ripreso la sua... A costo di smontarlo a metà per volta, lo tiravano fuori, no? L'ha tirato fuori. Questa era la piazza, insomma. Questa era la piazza. E c'erano stati anche morti civili, ovviamente, quella volta del bombardamento? Pontedera, sì. Sì, è rimasto anche mio fratello. Mio fratello è morto in bombardamento a Pontedera. Era arrivato dalla Russia. Pensa. È rimasto nel 43 questo. Quindi c'è stata una serie di bombardamenti? Ogni poco erano là perché sapevano che lavoravano ancora. E ha distrutto tutta quella zona là. Quindi voi non è che volevate tanto bene a questi americani, insomma,
come persone. No, se li potevano prendere.